questi giorni le vie sono riempite di luminarie, i negozi, le case, le piazze sono addobbate a festa. Impossibile non notare le luci, i colori, le melodie che invadono le strade e le case. Ognuna di queste cose ci parla di un avvenimento accaduto 2000 anni fa in una mangiatoia. Un evento tanto lontano nel tempo che riesce a condizionare la vita di miliardi di esseri umani. Il mistero dell'incarnazione è così forte e diffuso da non poterlo ignorare, neppure in un mondo che purtroppo tende sempre più verso il materialismo. Il Natale, infatti, è sempre vivo. La sua magia si rinnova di anno in anno e noi vogliamo contribuire a tenere accesa e viva la memoria di quell'evento che ha segnato la storia dell'uomo, da cambiare perfino il modo di contare il tempo. Stasera vi proponiamo alcuni brani che ci accompagneranno verso la grotta di Betlemme, verso quella mangiatoia che attraverso essa Dio ci parla di umiltà, di povertà, di concretezza, di speranza, dove giace Gesù bambino, che attraverso Maria si è fatto uomo per venire ad abitare in mezzo a noi. Abbiamo iniziato accompagnati da Manuel Giordano all'organo con Astro del Cielo, un brano che parla al cuore delle persone di tutto il mondo, divenendo simbolo di pace e fratellanza. Il titolo originario del brano austriaco è Still Night. Le parole vennero scritte dal sacerdote Joseph Mohr nel 1816, mentre la musica venne composta 2 anni dopo da Franz Gruber. Fu eseguito per la prima volta nella notte del 24 dicembre del 1818, durante la messa di Natale, nella chiesa di San Nicola a Oberndorf, vicino Salisburgo. La composizione è stata tradotta in oltre 300 lingue. Il brano fu cantato perfino sul campo di battaglia durante la Prima Guerra Mondiale. Nel 2011 l'UNESCO lo ha riconosciuto patrimonio immateriale dell'umanità. La versione italiana non è la traduzione del testo austriaco,
brano è stato erroneamente attribuito al compositore barocco Giulio Caccini, mentre in realtà fu composto dal musicista russo Vladimir Vavilov intorno al 1970. Si intitola Ave Maria.
fanno parte dello spettacolo Il Natale ci annunciò. Per questo motivo hanno una sonorità molto simile tra loro. Il testo e l'arrangiamento dei duspettimi Maria, il lancio di Dio, sono stati curati dal maestro Francesco Libari, mentre il brano Ninna Nanna, che a differenza degli altri sarà eseguito a cappella, è stato scritto dal maestro Dario Pino. Concluderemo questo breve momento dialettale con Loria, un brano che fa esplodere in noi lo stupore e la gioia del Natale ormai vicino.
e cantiamo San Maria, un canto della Repubblica Dominicana nello stile del merengue, danza nazionale dominicana. Santa Maria, stella
avvenuta nella vigilia di Natale del 1928. Il brano si intitola White Christmas.
conosciuto e cantato al mondo. È stato composto da James Lord Belmont nel 1857. Nel corso degli anni è stato cantato da numerosi artisti, tra cui Louis Armstrong, Frank Sinatra e Luciano Pavarotti. Il brano si intitola Jingle Bells. Subito dopo eseguiremo un classico della nostra tradizione che identifica il Natale, un brano che si impara da bambini e rimane nel cuore, e detto anche pastorale per la sua melodia, legata principalmente al suono della zampogna che in genere è risuonata dai pastori. Nel corso degli anni ha subito diversi arrangiamenti, ma rimane comunque uno dei classici più amati. L'autore, Sant'Alfonso Maria del Cuori, lo compose nel 1750
con l'augurio che questo tempo di avvento non venga sprecato dietro a distrazioni futili, ma utilizzato a preparare i cuori ad accogliere il vero e unico festeggiato, con la stessa gioia che provarono i pastori, i quali, dopo averlo adorato nella mangiatoia, andavano incontro alle persone lodando Dio e diffondendo pace, amore e gioia. Li salutiamo con un brano della tradizione francese che si intitola Gli angeli delle campagne. Ringraziamo di cuore per il fatto che ci avete donato, per fatto un dono con la nostra parrocchia, per cantare qui per noi questa sera. Grazie di cuore da me. Sia anche sotto la protezione del nostro santo patrono.